Salve a tutti, oggi iniziamo questo percorso storico, sociale di Sardegna e partiamo dal periodo attinente all'età moderna e la concluderemo in seguito con l'età contemporanea. Tutto il lavoro è tratto dal mio Sardegna Storia e Società, moderna e contemporanea e spero che sia di vostro gradimento. Oggi iniziamo con il Regno di Sardegna e soprattutto la Sardegna aragonese. Evidenziamo come nel 1282 i siciliani si erano ribellati al francese Carlo d'Anjou e avevano chiamato in aiuto il re aragonese Pietro III, il quale con un'astuta battaglia si era impossessato della Sicilia. Di conseguenza era iniziato un periodo di ostilità per il controllo del Mediterraneo occidentale. L'azione di Pietro III in Sicilia non era causata solo per questioni dinastiche, in quanto era coniugato con una Hohenstaufen, ovvero Costanza figlia del defunto re Manfredi di Sicilia. Ma la questione era anche commerciale, cioè c'erano questi problemi legati al controllo della via orientale, la quale era fondamentale per la marineria catalana aragonese. Ma la guerra impauriva anche una stabilità raggiunta con grandi difficoltà e principalmente sembrava una minaccia per la politica del Papa, il quale vedeva negli Angiou in Italia e nel Mare Nostrum tutelare i suoi interessi. Dal momento che la guerra in Sicilia sembrava non concludersi, il 24 giugno del 1295 Papa Bonifacio VIII aveva ideato il Regno di Sardegna e Corsica, in modo tale da risolvere diplomaticamente la guerra del Vespro tra Angioini e Aragonesi, attraverso la Concordia di Agnani, in cui il re di Aragona, Giacomo II Noto il Giusto, aveva rinunciato ufficialmente alla Sicilia, ottenendo in cambio il ritiro della scomunica papale e il consenso a conquistare la Sardegna, quella isola, gloriosa isola, governata ancora dai giudicati e dalle repubbliche di Pisa e di Genova. Ovviamente queste repubbliche e anche grandi e famosi giudicati erano governate dalle grandi famiglie molto importanti. Quindi, secondo il concordato della licenza invadente, in modo tale da dare vita al Regno di Sardegna e Corsica. Ma, nonostante la pace di Agnani, il Parlamento siciliano aveva eletto il re Federico III d'Aragona. E chi era Federico III d'Aragona? Era il fratello di Giacomo. E di conseguenza, il 4 aprile del 1297, Bonifacio VIII aveva assegnato il regno in Sardegna e Corsica a Giacomo II. Ma le cose non erano andate secondo le intenzioni del Papa, in quanto la Sicilia restava sotto il controllo di Federico, appunto. Inoltre, l'investitura di Giacomo II aveva, in un certo qual modo, provocato le repubbliche marinare, le quali si sentivano minacciate per il controllo politico e commerciale in Sardegna in un tempo in cui i genovesi vedevano splendere la loro luce, la luce del loro potere, mentre i pisani, dopo la guerra persa nella Meloria, non riuscivano più a risollevarsi. Quindi per la questione sarda, Giacomo II, attraverso le diplomazie con le potenze del tempo, tra le quali Arborea, aveva messo in atto un'azione politica, potremmo dire, illuminata, lasciando in solitudine Pisa e non facendo entrare nel conflitto Genova, tenendosi caro anche il Papa. Difatti, l'Aragona aveva dalla sua parte i Doria,
in Malaspina e in particolar modo il giudice di Arborea Ugone II, il quale il 13 giugno del 1323, quando l'infante Alfonso era sbarcato a Palmas presso Oristano, lo teneva al suo fianco. L'anno successivo, sempre nel mese di giugno, esattamente il 19 giugno del 1324, gli aragonesi si erano impadroniti della Sardegna, conquistando le terre pisane in Calari e in Gallura dopo le guerre intraprese l'anno precedente. Inoltre i sassaresi si erano aggiunti di loro volontà, quindi avevano un bel controllo totale. L'anno successivo, nel 1325, i sassaresi, i Doria e i Malaspina si erano ribellati agli aragonesi e di conseguenza Pisa l'anno successivo riprendeva la guerra contro gli iberici. Ma ad un certo punto, esattamente il 9 di giugno del 1326, il castello pisano di Calari si era arreso e di conseguenza a Pisa restava solo Castel di Castro e le terre feudali assegnate dalla corona aragonese. La presenza della corona d'Aragona in Sardegna si era pacificata. L'amministrazione era stata affidata ad un governatore generale. Questo governatore generale era coadiuvato da funzionari. Nelle diocesi sarde venivano favorite le nomine di sacerdoti e vescovi, ovviamente catalani. Per di più erano stati tenuti alla larga quegli ordini religiosi italiani. Potremmo dire che è molto importante per la storia sociale sarda era stato il fatto che nelle terre ex pisane veniva istituito un sistema feudale caratteristico, poiché i feudi, i quali erano molto piccoli, con pochi villaggi e nati dalla divisione delle curatorie, erano stati consegnati a chi aveva appoggiato gli aragonesi in guerra. I feudatari erano obbligati a risiedere nel feudo, dare aiuto per la difesa nel posto con il servigio di cavalli armati. Inoltre essi avevano potere legislativo, qualcosa di molto importante, ma poco potere giurisdizionale. Per ciò che riguarda l'eredità del feudo, i feudatari lo potevano dare solo al primogenito. Un altro passaggio molto importante era il fatto che Castel di Castro, ormai aragonese, era stato popolato da aragonesi, catalani e valenziani. Costoro avevano gli stessi privilegi che possedevano nella terra natia. Ovvero, quali erano i privilegi? La possibilità di eleggere un consiglio formato da 50 membri, quindi 50 consiglieri, e una giunta di 5 consiglieri delle diverse classi sociali. In seguito i privilegi erano stati dati anche a Sassari. Un terzo fattore molto importante era il fatto che c'era stato un forte controllo per quanto riguardava le attività economiche, ovvero il re controllava direttamente le miniere e Villa di Chiesa, l'attuale Iglesias, la bellissima Iglesias, in cui aveva dato vita anche a che cosa? Alla zecca. Era un fatto molto importante. Possiamo rimarcare come in questi anni i feudatari
avevano attuato a loro piacimento e secondo il loro potere azioni contrarie alla politica catalana aragonese, in quanto venivano accusati di estorcere dei diritti non dovuti verso coloro i quali approdavano nei porti e sui caricatori e su coloro che volevano estrarne derrate locali, come testimonia molto bene la carta reale del re Don Alfonso del 15 luglio 1331, come testimonia il testo. Ok, questa introduzione, la carta reale. Vedete? Mentre qua abbiamo anche l'integrale. Va bene? Andando avanti con il tempo, evidenziamo come in Sardegna il commercio del grano era gestito dai mercanti calaritani, i quali avevano buone relazioni con i maiorchini e i catalani. Queste erano delle persone molto famose per quanto riguardava il commercio, erano dei famosi commercianti in quel periodo storico. Mentre le saline erano controllate direttamente dal re, che le dava in affitto a diversi personaggi, sia sardi che catalani, aragonesi e maiorchini. In seguito la pace veniva annullata perché a partire dal 1347 fino al 1354 gli aragonesi avevano guerreggiato contro i Doria e soprattutto contro il grande giudicato di Arborea, la quale si stava impadronendo dell'intera isola. Infatti, nel 1354 giunse in Sardegna un personaggio politico potentissimo di nome Pietro IV, quindi il re Pietro IV, conosciuto come il Cerimonioso. Con chi era giunto in Sardegna Pietro IV il Cerimonioso? Era giunto con una immensa spedizione e di conseguenza aveva stipulato la pace con il giudice di Arborea, Mariano IV. La pace aveva portato che Alghero restasse agli aragonesi, Salighera, e Mariano IV ricevesse in feudo i possedimenti reali galluresi per 50 anni, quindi per mezzo secolo. Quindi questa è stata un'azione squisitamente politica, ma il fatto che il cerimonioso avesse trattato con Mariano IV significa che Arborea in quel periodo storico era potentissima, in quanto non è stata sconfitta sul campo. A questo punto vorrei evidenziare come un'azione importantissima veniva attuata dal cerimonioso quando nel febbraio del 1355 aveva convocato le prime corti, stamenti o bracci del Parlamento del Regno di Sardegna e Corsica in Castel di Castro, quindi il primo Parlamento sardo. In questa circostanza erano stati convocati i rappresentanti dei tre corpi, e quindi questi tre corpi erano uguali a quelli tradizionali di Catalogna, ovvero lo stamento o corte ecclesiastico, composto dagli alti prelati, lo stamento militare
o feudale, formato dai nobili e dai feudatari, lo stamento reale, composto dai rappresentanti delle città, le città erano calari, villa di chiesa, Oristano per il capo di sotto e Alghero, Sassari, Bosa e Castel Genovese per il capo di sopra, le quali non erano state infeudate, ma dipendevano direttamente dall'amministrazione regia. Ma in questa circostanza era stato convocato anche un quarto stamento chiamato dei Sardi e formato da chi? Dalle comunità pacificate. Questo studio, mi permetto di dire, vi consiglio di studiare qualche testo della docente dell'Università di Cagliari, professoressa Oliverta Schena, la quale ci presenta molto bene questo avvenimento. Bene, potremmo evidenziare come questa riunione avvenuta appunto, questa assemblea potremmo dire, avvenuta proprio nel mese, partiva nel mese di febbraio, si è conclusa nel mese di aprile, era stata in un certo qual modo anche una forma di fallimento, perché potremmo rimarcare il fatto che in questa circostanza l'assemblea si era chiusa senza far approvare il donativo al re, e quindi è un qualcosa di molto molto importante. E con l'andare del tempo la cosa principale che gli stamenti dovevano fare era quello di ragionare sul donativo che il regno doveva consegnare al re, e una volta stabilito il donativo gli stamenti lo dividevano guardando bene la somma che ciascuno doveva dare, appunto. E possiamo rimarcare come il pagamento veniva diviso attraverso tutta la popolazione ed era un tributo personale, anche se gli unici che non lo davano, non lo pagavano per legge, chi erano? I nobili. Oltre il donativo, il Parlamento ragionava sui principali problemi del regno, chiedeva al re dei privilegi e anche dei piaceri personali, e come potrebbero mancare. Il Parlamento veniva convocato sempre dal viceré in Calari attraverso delle lettere formali, e il giorno di apertura, al tocco della campana, gli stamenti si incontravano nella sede del viceré, da dove partivano in processione verso Saseo, la cattedrale. Giunti in cattedrale, verificata la regolarità dei pervenuti, i lavori venivano iniziati dopo che gli stamenti si erano appartati ognuno per conto proprio, ovvero i nobili nella chiesa della Speranza, gli ecclesiastici nella sacrestia della cattedrale e i rappresentanti delle città e dei villaggi nel Palazzo Regio. Successivamente il Parlamento si concludeva con un'adunanza plenaria nella cattedrale, sempre, in cui veniva votata la somma da versare e le richieste da presentare al re. A questo punto il viceré o un suo delegato fungeva da presidente del Parlamento. I lavori venivano svolti nelle assemblee plenarie e nelle riunioni di commissione formate dai rappresentanti del viceré e degli stamenti. E chi erano costoro? Gli abilitatori avevano il compito di verificare i poteri e la legittimità dei convenuti. I trattatori avevano l'incarico di stabilire i compensi da consegnare agli ufficiali del Parlamento. Poi avevamo i giudici degli scontenti, avevano il dovere di risolvere i contrasti
che potessero nascere tra gli stamenti e tra loro stessi, e anche il viceré. Mentre i provvisori dovevano giudicare le eccezioni fatte da coloro i quali erano presenti ai lavori del Parlamento. Per finire, ciascun stamento realizzava una prima voce e un sindaco, i quali dovevano tenere le relazioni tra lo stamento e il re. Quindi a questo punto potremo chiudere questa prima lezione e darvi appuntamento alla prossima. Spero che vi sia piaciuta. In buon'ora.